Covid, crollano i ricoveri da 90 a 4. Le cifre crescono leggermente, la guardia resta elevata, ma il confronto fra l'anno scorso e quest'anno è significativo, da 90 a 4. Nell'ultima settimana di ottobre i positivi sono stati 10 volte meno di quelli del 2020, tutto merito delle molte vaccinazioni. Un anno fa, negli ospedali di Belluno e Feltre, c'erano 90 pazienti Covid in area non critica e 4 in terapia intensiva. Oggi sono 4 in totale e nessuno in gravi condizioni. Gli attualmente positivi, la media giornaliera nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2020 era salita in poco tempo a 1617 positivi e sarebbe schizzata presto a 2000. Mentre la media dal 25 al 31 ottobre 2021, cioè quest'anno, è di appena 174 attualmente positivi, più o meno 10 volte in meno. Impossibile non mettere in relazione questi numeri con l'elevata percentuale di persone che hanno aderito alla campagna vaccinale. Ecco, con il lancio di questa notizia che apre la prima pagina in tutta giustezza, in tutta larghezza, la prima pagina del Gazzettino di Belluno, cominciamo la rassegna stampa di Radio Piave in Blu di oggi, martedì 2 novembre. Al microfono, come sempre, i giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi tocca a me, Luigi Guglielmi, che vi saluto a tutti e vi ringrazio anche per i like che metterete, se vorrete, a questa rassegna, per le condivisioni che farete, così ci aiutate anche a farla conoscere. Allora, dicevamo appunto, i numeri parlano chiaro. L'anno scorso, all'inizio di novembre, si cominciava a veder crescere in modo veramente considerevole il numero dei contagiati e anche poi dei ricoveri, lo si metteva in relazione anche con l'inizio della scuola, ma non eravamo coperti dai vaccini. Non solo, quest'anno facciamo fronte così bene, in modo così consistente all'epidemia, pur essendo mutata, perché nel frattempo è subentrata la variante Delta, molto molto più contagiosa della precedente. Quindi l'anno scorso avevamo questi numeri da paura, con tantissimi morti che poi sono arrivati, perché è stata la seconda ondata nel Veneto, è stata un disastro. Avevamo questa situazione da paura senza ancora la variante che poi sarebbe diventata la variante dominante, quella che c'è adesso e che è molto più pericolosa. Su questo tema dell'efficacia evidente dei vaccini c'è anche il titolo di apertura sul Gazzettino Nazionale, che ora vi mostro. Eccolo qua, il Gazzettino Nazionale in prima pagina scrive così: basta idiozie sui vaccini e Trieste vieta i cortei Novax. Fedriga, che è il presidente della regione del Friuli, notate bene, leghista come Salvini, che invece sui vaccini, sull'obbligatorietà del Green Pass eccetera, sapete bene che ha una posizione che piace molto a tanti dei manifestanti in questo momento. Va bene, Fedriga, Zaia eccetera invece scelgono la linea assolutamente del rigore, a favore dei vaccini e a favore dei Green Pass. Finiamola con le scemenze, ora alziamo la voce anche noi, ha detto Fedriga. Contagi record, linea dura nel capoluogo giuliano. Perché? Perché se ci si assembra senza vaccini, senza mascherine, senza distanza di sicurezza, i contagi riprendono. È quello che avviene tra i manifestanti numerosi che hanno scelto Trieste un po' come luogo bandiera, no? E a Trieste rischiano di finire di nuovo nel contagio tutti, perché di fatto c'è questo gruppo che si sta contagiando e sta contagiando la città. Leggo il lancio: bisogna partecipare alla campagna vaccinale e smentire ogni scemenza. Ora basta idiozie. È la svolta del governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ammette di aver paura della pandemia ma non delle minacce. La gente qui non si cura perché qualche pagliaccio racconta menzogne. Il vaccino c'è, funziona. A Trieste, con un'incidenza record di 350 casi su 100.000 residenti, la peggiore in Italia, diciamolo pure, sarebbe da area rossa, il sindaco vieta le manifestazioni in Piazza Unità fino al 31 dicembre. Questa è la situazione riportata sul Gazzettino nella prima pagina nazionale. Vi faccio vedere subito anche la prima del Corriere delle Alpi, che in qualche modo assomiglia alla prima di Belluno, perché porta, e del Nazionale, perché porta la foto a tutta giustezza degli scontri avvenuti a Padova contro la presenza a Padova di Bolsonaro, il presidente del Brasile, contestatissimo
prestatissimo nella sua patria, e è venuto a Padova perché? Perché era a Roma per il G20 e ha raggiunto Anguillara, il paese di Anguillara, da dove vengono i suoi avi. Scontri a Padova prima della visita di Bolsonaro a Sant'Antonio, e sul Gazzettino Nazionale c'era, vi dicevo, anche qui questa storia incredibile degli scontri che sono capitati, ecco qui, per Bolsonaro, lo vedete nella fotografia, la visita, il presidente nel Padovano tra tensioni di piazza e festa, Bolsonaro, scontri, fotoricordo, c'erano 500 persone in Prato della Valle a manifestare contro la presenza e contro la cittadinanza onoraria conferita a quest'uomo, per allontanarli dal Santo, dove volevano arrivare per protestare contro la presenza di Bolsonaro, che poi non è arrivato al Santo, evidentemente sarà stato consigliato di non andarci, ecco, la polizia ha dovuto fare delle cariche, usare gli idranti, anche i manganelli, per respingere le centinaia appunto di manifestanti. Diciamo anche che la diocesi di Padova ha diffuso un comunicato stampa durissimo nei confronti di Bolsonaro, spiegando perché non intendeva riceverlo ufficialmente, viste le accuse che in patria gli muovono, molto gravi sul piano umanitario, diciamo, ecco. Dunque il titolone sul Corriere delle Alpi, ve lo leggo, poi torniamo al Gazzettino: sempre meno infermieri, le case di riposo rischiano di fallire. A Belluno 500.000 di deficit, costretti a lasciare vuoti 27 letti. È un allarme che nessuno nelle stanze dei bottoni può più ignorare, quello che arriva dalle case di riposo. La cronica e strutturale carenza di infermieri ha acceso la miccia di una bomba che rischia di deflagrare con una potenza che chi vive la realtà delle strutture per l'assistenza agli anziani ha ben compreso e grida di risolvere. È urgente farlo perché nelle case di riposo ci sono degli standard precisi da rispettare. Un infermiere ogni tot ospiti. Se quegli infermieri non ci sono, i letti restano vuoti, cioè non possono essere riempiti, non possono essere ospitati anziani. Col bisogno che c'è di ricovero nelle strutture abbiamo i posti letti in case di riposo. Con evidenti ricadute, dice l'articolo, sugli introiti per le società che gestiscono queste strutture, perché c'è anche il riflesso appunto economico. Sersa, la partecipata del comune di Belluno, che gestisce la casa di riposo, la più grande della provincia, la Gaggialante, ha un deficit che si aggira sul 500.000 di euro. Sono 27 i posti letto non occupati perché mancano 3 infermieri, e a gennaio se ne andranno 4 che passeranno a lavorare in ospedale, perché sapete che c'è stato il concorso che di fatto ha assorbito gli infermieri. Belluno, al via giovedì i lavori sul Bailey, sul ponte provvisorio sul Piave, senso alternato poi la chiusura. C'è una foto dello sci, come in prima sul Gazzettino di Belluno. Si avvicina la stagione dello sci, dalla vertigine alla volata per una ripartenza mondiale. Sciare sulle piste dei mondiali della Coppa del Mondo ora si può. Dopo un anno di stop, anche gli appassionati senza velleità di cronometro e classifiche potranno dal 27 novembre divertirsi su alcune delle piste più belle dell'arco alpino e del mondo, che sono le piste nostre della provincia di Belluno. Altri titoli su questa prima pagina: Marcolin, festa per i 60 anni, filiali a Sydney e Shanghai. La società, già presente in 125 mercati, apre 2 nuove filiali all'estero e lancia la prima collezione eyewear di Max Mara, questo per parlare dell'occhialeria. C'è polemica contro il vescovo, polemica che viene dal Cadore, viene da Antonia Ciotti, che era stata sindaco di Pieve di Cadore. Il lancio in prima, firma di Francesco Dalmas, dice questo, il titolo è questo: l'ex sindaco al vescovo, distrutta la nostra storia. Antonia Ciotti, ripeto, rivendica l'arcidiaconato del Cadore, rivolgendosi di nuovo a Monsignor Renato Marangoni, virgolette: questo vescovo ha tolto tutte le prerogative ecclesiali del nostro arcidiaconato del Cadore, al quale rimane il titolo vuoto di ogni contenuto. Trovo la questione a dir poco indecente per il menefreghismo nei confronti della storia religiosa del Cadore, così scrive con paroline fortine l'ex sindaco Antonia Ciotti. C'è un concorso internazionale di un
di quelli importanti, famosi, Epson International Pano Awards 2021, che ha assegnato il titolo per la miglior fotografia panoramica a un austriaco che ha ritratto le tre cime e se vogliamo fare un po' di campanilismo, da come mi pare sono anche ritratte dalla provincia di Belluno, non dalla solita inquadratura dal Locatelli che è in Alto Adige. Le tre cime, come sapete, segnano il confine tra Belluno e l'Alto Adige, praticamente all'altezza proprio sulle vette, insomma, quindi la parete nord delle tre cime la si può considerare a precipizio in Alto Adige, il lato sud invece è quello bellunese. Allora, questo sul Corriere delle Alpi, vi dicevo, e lasciamo qui per oggi questo giornale. Oggi sto saltando un po' di qua e di là, spero di non farvi venire il mal di testa o i capogiri. Torniamo su Belluno, vi dicevo, perché volevo leggervi da qui gli altri titoli della giornata, gli altri titoli principali. In testa, sotto la testata Belluno, rugby in carrozzina, quarto scudetto consecutivo per il Padova di Capitan Giozet, che è nostro, che è anche una bellissima persona e lo saluto anche personalmente e gli faccio i complimenti per questa vittoria. È una persona che dopo un incidente è rimasto senza l'uso delle gambe, un incidente stradale, e mi raccontava proprio lui, e ha saputo reagire e diventare un campione dello sport e fa rugby in carrozzina, stupendo vedere il rugby in carrozzina o la pallacanestro in carrozzina, sono cose incredibili e questi atleti sono straordinari e lui da solo in piena autonomia, pur non avendo l'uso delle gambe, si sposta dalla sua casa qui a Belluno, vicino a Belluno, nei dintorni e raggiunge Padova per gli allenamenti, torna su anche di notte, bravissimo, bravissimo e basta. Chiara Pellegrini, che io personalmente trovo veramente, i suoi lavori sono di una bellezza unica. Chiara Pellegrini premiata dal pubblico a Palazzo Fulcis. Daniela De Donà che approfondisce a pagina 15. Benissimo, brava Chiara Pellegrini che si sta facendo strada come artista. Lei è un insegnante di discipline scientifiche, non artistiche, però col suo modo di fare silenzioso e così, però si sta imponendo sulla scena perché è veramente brava. Comelico superiore, Candide, regola bloccata, serve l'impegno dei giovani, il commissario della regola di Candide pronto a convocare una nuova assemblea elettiva e si appella alla responsabilità di tutti, ai clerc che firma. Il titolone, la fotografia, vi ho detto, anche qui come sul Corriere delle Alpi, parla di sci verso l'inverno, leggere nevicate a Cortina, Misurina e Falcade, sci si riparte da 14 nuovi impianti, tutto pronto nella nuova stagione dello sci, sono 14 impianti tra nuovi e rimodernati. In pista servirà il Green Pass e molti sono gli interrogativi degli impiantisti sui controlli. Ieri intanto la prima neve. Belluno, Centro, Levigo e Cavarzano, progetti fuori dal PNRR. Alpago, l'Università di Padova cerca a casa corsi a SPERT dell'Università. Forza Italia pronta a governare insieme a Padrin. Si avvicinano le elezioni della provincia. Lunedì possibili le dimissioni collettive in modo da fare un passo avanti poi verso il nuovo assetto. Quero Vas, fusione con Alano, sì, ma senza ripetere gli errori. Finalmente si torna a parlare di fusione, il gruppo Il Ponte di Quero Vas però mette in guardia: non ripetiamo gli errori del passato, Vas ha perso tutto. Falcade, pochi volontari, ambulanze a rischio, sempre meno volontari, salta il servizio ambulanze. La Croce Verde di Valbiois di Falcade, fa sapere il presidente Stefano Murer, che era stato sindaco, ricorderete, per diversi giorni a novembre non riuscirà a garantire il servizio in supporto al 118. I mezzi dovranno partire da Agordo per raggiungere la Valle del Biois e poi magari portare persone o materiali a Belluno. Dunque calcio, la Dolomiti è pronta a tornare sul mercato, 4 sconfitte in 8 incontri ufficiali, al ritmo di 2 gol incassati ogni partita. Il primo bilancio della Dolomiti Bellunesi, scrive Ferin, pagina 12 poi l'articolo, il primo bilancio non è positivo di questa squadra che è nata dalla fusione tra Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico. Ne è consapevole il direttore sportivo Marco Conte, e anche nella fotografia.
che non si nasconde dopo la sconfitta in casa con il Campo d'Arsego e prima della difficile trasferta a Chioggia. Le partite del mese di novembre saranno utili per ulteriori valutazioni. Sul mercato di dicembre non va escluso nulla, sotto i riflettori in particolare Onescu e Sivilla, giocatori sui quali comunque Conte continua a puntare. Cortina, comune compatto, l'antica abitazione Menardi De Vico non sarà venduta. L'amministrazione comunale ha deciso di non cedere la propria parte nella proprietà dell'antica casa Menardi De Vico a Gilardon. Il voto unanime di 10 consiglieri comunali ha respinto la proposta di mediazione forense che avrebbe dovuto evitare una possibile controversia. Pagina 2, lo sci, pagina 3 ancora lo sfoglio primo del Gazzettino, tutto dedicato alla riapertura degli impianti. Sappiamo quanto il settore dello sci abbia sofferto l'anno scorso per via della pandemia, si era appena fatto in tempo a finire la stagione precedente con un po' di anticipo, quindi è da tanto che lo sci aspetta un ritorno alla normalità. Pagina 5 vi segnalo appunto c'è il grande approfondimento a firma di Davide Piol sulla situazione della pandemia, che mostra appunto dei numeri, degli esiti straordinariamente migliori rispetto all'anno scorso in questo stesso periodo. L'anno scorso in questo stesso periodo, complice, ripeto, l'apertura delle scuole, la mancanza di vaccini e altre scelte probabilmente politiche sbagliate, stavamo per infilarci nei mesi che hanno causato il maggior numero di morti in provincia di Belluno, morti. E invece quest'anno i ricoveri sono pochissimi, i numeri pur essendo crescenti dei contagi sembrano sotto controllo. È evidente, lo dicono gli esperti, lo dice il Gazzettino, che i vaccini stanno facendo un lavoro straordinario nel proteggerci dalla strage che c'era stata l'anno scorso. Questa è la parola usata anche nell'articolo del Gazzettino. Allora, piano dei progetti bellunesi, si parla del PNRR se volete approfondire, poi Feltre, caserme, un nuovo parcheggio, spazi per la protezione civile, fotografato il lupo sulle vette feltrine, emozione unica, andiamo avanti, fusione sì ma senza errori, Vassa ha perso tutto, questo è il titolo che c'è a pagina 9 se siete della parte bassa della provincia e state seguendo questa vicenda. Ne approfitto per salutare il gruppo 6 di Quero Se, che condivide ogni giorno questa nostra rassegna stampa, grazie a Germano Susanetto, e ci fa molto piacere insomma di essere molto seguiti, che questa rassegna venga molto seguita in questa parte della nostra provincia. Speriamo anche che altri prendano l'esempio. Noi dobbiamo ringraziare il Gazzettino e il Corriere perché si lasciano sfogliare per voi, poi la raccomandazione è sempre la solita per tutti: andate a comprarli i giornali, Gazzettino, Corriere, l'Amico del Popolo, perché sennò se i giornali non vengono venduti noi non possiamo di certo fare il servizio di informarvi, quindi cercate di sostenerci se potete e vi ringrazio molto. Allora, l'università guarda l'Alpago, si lavora con Padova per portare nella sede di SPERT del polifunzionale corsi della facoltà di scienze forestali. Il sindaco, l'idea è nata un anno fa, ci stiamo lavorando, l'assessore Saviane, edificio ristrutturato con i fondi UE. Andiamo avanti, pochi volontari saltano le ambulanze, quindi se sul Corriere si apre con i pochi infermieri nelle case di riposo, qui c'è questo lungo approfondimento sui pochi volontari per le ambulanze. Capite che la nostra sanità, l'assistenza in generale è veramente in difficoltà per ragioni di personale. Pericolo caduta Massia Costalta, stanziati 178.000 euro, e poi lo sport, Dolomiti, gli occhi sul mercato, come abbiamo detto, per la Dolomiti, la squadra di Belluno. Un miracolo premiato dal pubblico, ben 570 cartoline alla mostra per grazie ricevuta, 60 i voti espressi a favore dell'opera della vincitrice Chiara Pellegrini, che ha fatto un ex voto in stile buzzattiano. L'articolo di Daniela De Donà approfondisce tutta la vicenda insomma di questo concorso inserito in Oltre le Vette. Eccoci, io mi fermo qui, vi ringrazio molto per la vostra attenzione, vi invito a seguirci anche durante la giornata, www.amicodelpopolo.it, che fa sempre sponda poi su Facebook, su YouTube, su Instagram, su Telegram, siamo dappertutto, ci trovate un po' dappertutto. Ecco, grazie a tutti, buona giornata, buon martedì, ciao da Luigi Guglielmi.